I cattolici in politica, un movimento che si sta radicando nel territorio agrigentino, Agrigento, Alessandria della Rocca, ecco, tante tappe e tanti incontri. Quali saranno le prospettive, diciamo, del vostro pensiero politico e chi si vuole avvicinare cosa deve fare? Questo movimento spontaneo nasce con la volontà di portare al centro della vita sociale e politica l'insegnamento sociale della dottrina della Chiesa. Questo insegnamento che ha fatto grande questa nazione, questo insegnamento che ha dato una Costituzione ancora oggi valida, questo insegnamento che ha consentito anche avere grandi figure da Moro, De Gasperi, La Pira, Dossetti. Questo insegnamento che ha fatto non solo grande una nazione, grande una nostra regione, una nostra provincia, ma soprattutto ha dato le basi per l'Europa. Oggi ci siamo accorti che negli ultimi 30 anni questo insegnamento è stato lentamente messo da parte. Noi desideriamo che sia al centro della vita politica e sociale. Se oggi vediamo quello che è agli occhi di tutti i cittadini è perché questo grande insegnamento con i suoi principi è stato, come dicevo, messo da parte. Noi vogliamo che ritorni al centro della vita politica. Un contrappeso a questi venti di destra conservatori lo può essere? Ma guarda, si tratta di questo. L'insegnamento sociale della Chiesa si è basato anzitutto sul dialogo, perché con il dialogo si cresce e i cattolici nel corso di questo Novecento sono riusciti a dialogare con la destra, ad esempio di Giorgio Almirante, fino alla sinistra di Enrico Berlinguer con i comunisti, cioè sono riusciti ad impiantare quel dialogo e fare così le grandi riforme. Non è possibile fare grandi riforme senza un dialogo. Questo movimento qui in Sicilia, bene, non solo qui nella provincia di Agrigento, ma anche a Caltanissetta, anche in altre province siciliane, c'è questo fermento che viene di quel cattolicesimo vivo, attento, quel cattolicesimo che vuole coniugare la fede con l'azione sociale. In questi comuni della nostra provincia già abbiamo fatto alcuni incontri e in prospettiva ce ne saranno altri.